Parliamo adesso di Recovery Fund, la situazione in Europa e in Italia di conseguenza nella regione Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con il professor Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club Pordenone Udine Venezia. Ben ritrovato, professore. Grazie direttore. Dunque, a che gioco sta giocando la Merkel in questo momento e soprattutto che cosa potrebbe accadere o accadrà quasi per certo all'Italia e di conseguenza anche alla nostra regione per riflesso? Beh, che la Merkel sicuramente è al centro di ogni, addirittura si parla anche di un ulteriore mandato come cancelliera persino, ma ovviamente c'è la presidenza della Germania a livello europeo, poi c'è la Germania si sta dimostrando anche con la propria politica estera leader totale con il caso Navalny, con le problematiche relative al suo surplus con la Cina. Ecco, la riflessione che un po' anche la stiamo facendo a Genova con il Festival di Limes è proprio su questo ruolo che ha la Germania nel risparmiare troppo, nel produrre troppo per certi versi e nel non rispettare anche in parte, e nessuno lo dice, le regole europee tra l'altro. Però è comunque leader, comunque ha riconosciuto la Germania che almeno la gran parte del nord Italia e anche un po' del centro Italia è consustanziale alla crescita della Germania e quindi ecco qui la generosità, per certi versi un po' così, la solidarietà europea che è stata portata dalla pandemia, e se no probabilmente chissà. Comunque sembra che ci stiamo dirigendo piano piano, è scaduto il 15 di ottobre la data entro la quale bisognava presentare i progetti per come avviarsi a spendere questi finanziamenti. E allora ecco, iniziamo a vedere questi finanziamenti dal punto di vista dell'Italia e incontriamo l'ANAC, incontriamo il fatto che l'ANAC ha sostanzialmente due obiettivi, quello da un lato di far sì che questi fondi siano spesi per far fare un salto al PIL, che è da un bel po' che in Italia siamo in una situazione di diminuzione del nostro PIL, dall'altro lato bisogna però che siano salvaguardate per certi versi le regole, anche se queste regole hanno già fatto dimettere un po' Cantone, quindi il nuovo presidente dell'ANAC dovrà anche avere un'ottica che deve avere comunque una burocrazia, cioè quella poi alla fine di fare le opere, di fare risultati. È chiaro che l'ANAC, Autorità Anticorruzione, è concentrata per evitare che ci sia una deregulation che porti a situazioni di corruzione o adesso anche di inefficienza per certi versi, perché l'ANAC diventa anche garante nei confronti delle istituzioni europee di come verranno spesi questi fondi. E allora infine ecco che dobbiamo concentrarci su la regione Friuli Venezia Giulia. Qualcosa l'abbiamo fatto anche questa mattina insieme a colleghi dell'Università di Udine alla guida di questo convegno che è stato fatto a Casarsa. Abbiamo avuto il professor Sandro Fabbro, che è un urbanista e che ha analizzato un po' la situazione della regione Friuli Venezia Giulia sul versante della crisi già dal 2008 e notando la differenza, cioè che Trieste tutto sommato ha recuperato, si è salvata con le prospettive del porto, mentre il Friuli ha avuto una perdita già dalla crisi del 2008 maggiore rispetto a quella incredibilmente vediamo ecco il programma che sta arrivando. Ecco qua, questo si riferisce all'incontro di questa mattina, sì, professore? Sì, questo è il professor Sandro Fabbro che ha tratteggiato un po' questo problema, cioè che il Friuli è rimasto un po' indietro. Qui abbiamo fatto anche noi un intervento, ma l'aspetto sostanziale è quindi di avere un progetto per il Friuli, perché c'era anche il professor Torbianelli che è responsabile per l'autorità portuale, qui il professor Presacco, il professor Torbianelli che è responsabile dell'autorità portuale di Trieste, qui Giorgio Santuz, il professor Torbianelli responsabile dell'autorità portuale ci ha detto chiaramente che l'autorità portuale fa mercato, quindi non è che appoggerà
diciamo, più di tanto l'interporto di Cervignano, l'interporto di Pordenone, cioè ovviamente certo, ci vogliono bene, ma insomma, ecco, e quindi il Friuli deve avere un progetto. Qui abbiamo discusso un po' di progettualità del Friuli, ovviamente sulle linee che sono possibili, ovviamente il digitale, il verde, ma con aspetti percentuali e indicazioni molto concrete. Speriamo che vengano prese in considerazione in questa fase nella quale un pochino mi pare che in Regione si stanno concentrando giustamente anche sull'aspetto della sanità, che ovviamente è l'emergenza principale, rispetto a quello dell'economia, che comunque è anche questo centrale. Professore, c'è qualche appuntamento da ricordare velocissimamente? E diciamo che stiamo continuando il lunedì con gli appuntamenti non solo finanza, all'Università di Udine, una partnership storia e il corso di banca e finanza dell'Università di Udine. Bene, ne parleremo sicuramente in maniera ancora più approfondita. Grazie intanto a Guglielmo Cevolin, presidente di storia IMS Club Pordenone Udine Venezia. Ci vedremo nel prossimo appuntamento. Grazie a voi.